dato ovviamente la parola. Volevo vedere, quindi che riusciamo anche, vediamo se riusciamo a stupirvi con gli effetti speciali, magari andando all'inizio della presentazione. Allora, intanto grazie a tutti voi per essere qui questa sera e grazie al Circolo di Alleanza Nazionale verso il Popolo delle Libertà per aver organizzato questa serata, che ha un duplice scopo. Da una parte mi dà l'opportunità di illustrare brevemente quello che stiamo facendo, quello che il centrodestra che governa la Regione sta facendo su un tema che ha una ricaduta sociale incredibile. Forse ne renderemo purtroppo un po' più conto nei prossimi mesi, perché lo scenario economico e il contesto in cui eravamo abituati a operare sta cambiando profondamente. Cercherò di darvi appunto alcuni dati del grande lavoro che è stato fatto, oltre naturalmente anche illustrarvi brevemente alcune opportunità concrete che ci sono, su cui ritengo sia molto importante dare la massima diffusione. Perché? Perché noi abbiamo bisogno, soprattutto in un momento difficile come questo, di avere notizie, cioè più persone partecipano al bando, più persone fanno conoscere la propria aspettativa, più facile è poi per noi anche poter pianificare nel prossimo futuro quanti soldi servono, per capirci, perché non è che è possibile fare un sondaggio o una stima di quante sono le famiglie in difficoltà, di quante sono le persone che magari avrebbero voglia di farsi da casa. Una caratteristica, ma poi ne parleremo nel corso della serata, anche degli strumenti che come Popolo delle Libertà a livello regionale abbiamo messo a disposizione, abbiamo messo a punto, è proprio quello di essere strumenti che si presteranno ad essere utilizzati per più tempo e da più enti, e poi cercherò di spiegare. Per cui è molto importante che tutti coloro che possono avere interesse si facciano sentire e facciano domande. Allora, io vi illustro brevemente anche un pochettino il quadro generale del problema della casa nella nostra regione, quello che stiamo facendo tradizionalmente per affrontarlo e anche alcune iniziative assolutamente innovative per cercare di coprire alcuni nuovi bisogni che si sono creati. Allora, aspettate qua, come sempre. Allora, quali sono oggi i settori in cui ci sono domande per quanto riguarda il problema della casa? Allora, innanzitutto c'è un aumento rispetto al passato c'è una domanda diversa rispetto al passato. Cioè oggi hanno bisogno della casa in affitto non solamente quelli che avevano dei problemi gravi, sociali, cioè le case, per capirci, dell'edilizia pubblica residenziale, quelle che noi affittiamo a un affitto medio di 120 euro, tanto per cominciare a dire, anzi saluto anche l'amico e già collega assessore Bozzolin al settore, che è stato uno dei primi che con la legge 10 ha lavorato in questo campo, ancora nella prima giunta Galan. Diciamo, oltre quindi a quella che è
la domanda, tra virgolette, tradizionale, che già abbiamo difficoltà a seguire, oggi si sta aprendo un nuovo scenario, cioè che è quello che è rappresentato da quelli che non sono abbastanza poveri per poter chiedere una casa pubblica, ma non sono più abbastanza ricchi per poter rimanere sul mercato senza impoverirsi progressivamente per quelli che oggi sono i costi del mercato. E quindi abbiamo questo nuovo bisogno. Un altro bisogno naturalmente è dovuto è cambiata, il bisogno della casa in affitto è aumentato anche perché è cambiata la tipologia del lavoro. Se prima, sapete tutti, insomma, è uno dei temi, il lavoro è una cosa fissa, garantita nello stesso posto per tutta la vita, oggi il lavoro diventa più mobile, prevede una mobilità, questa mobilità deve essere anche accompagnata dalla possibilità, se uno deve cambiare città per motivi di lavoro, di poter trovare a un prezzo equo anche l'affitto, la casa in affitto. Un altro problema, e questa è la domanda, quindi si chiede un grande incremento di un certo tipo di edilizia residenziale a costi bassi e medio-bassi. Uno dei grandi problemi naturalmente è dovuto alla congiuntura economica, è il fatto che ci sono problemi di diminuzione strutturali di risorse pubbliche, cioè il pubblico ha sempre meno soldi dopo l'eliminazione della GESCAL, non è stata più individuata che era una tassa specifica che accumulava milioni di euro, miliardi nel passato destinati all'edilizia residenziale pubblica, non è mai stata sostituita da un'altra tassa di sconto. Quindi oggi tutto il sistema pubblico vive su interventi a spot. Anzi, soldi della GESCAL ce ne sono ancora. Non ho fatto non ho tempo a metterlo dentro, se no ve lo faccio vedere perché è un dato interessante, anche a proposito delle regioni virtuose, del federalismo fiscale, queste cose. Sapete come sono stati utilizzati, dove sono finiti? Allora, i soldi della GESCAL sono in Cassa Depositi e Prestiti. Ogni regione ha avuto una propria quota parte, che poi è quella che noi utilizziamo per gli interventi di edilizia popolare. Ogni anno la Cassa Depositi e Prestiti autorizza, liquida, a seconda delle richieste delle regioni, il prelievo dei fondi. Nei dati che sono stati presentati proprio qualche settimana fa, la Regione Veneto è a meno 54 milioni di euro. Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire che noi siamo, rispetto ai fondi che ci vengono e alle erogazioni, abbiamo chiesto 54 milioni in più, cioè li abbiamo spesi e siamo a credito, quindi come l'anno prossimo ce li metteranno a disposizione li abbiamo già consumati. Il Piemonte, che dire la Sicilia e la Calabria forse sarebbe facile, ma oddio, siccome il Piemonte ha 450 milioni di euro fermi. 450 milioni di euro, la Sicilia parlerebbe a 600, Puglia giù di lì, quella di Nichi Vendola, quindi voglio dire, in Veneto in questi anni abbiamo fatto anche un ottimo lavoro proprio, e questo è un dato molto significativo anche rispetto ad altre regioni d'Italia. Quindi abbiamo poche risorse pubbliche a disposizione. C'è un dato, che è quello che dicevo prima, che è delle nuove povertà, cioè coloro che fino a qualche anno fa erano, non dico ricchi, ma stavano bene, 2 dipendenti, marito e moglie, con un figlio, dipendenti pubblici, oggi rappresentano quella soglia, quella fascia che se prima produceva ricchezza, metteva i soldi da parte per comprarsi la casa, poteva spendere, andare a mangiare la pizza qualche sera durante la settimana, oggi non è più possibile. E anche il riferimento al problema della casa, anzi l'affitto della casa, le spese della casa sono quelle che assorbono il 50% dello stipendio di quella famiglia, gli 800